La più importante, intanto io dico queste cose che non andranno, sapete che non ve le ascolteranno mai. C'è anche il vostro... Lei è poca fiducia. Aspetta, io, anche Celentano ha detto, Celentano ha fatto un discorso quando l'ha fatto nel 58. Aspetta, ma se Marini chiede, vai nel sistema tedesco con lo spagnolo? Il 25 di aprile ci sarà la liberazione, il V-Day, il vaffanculo day sull'informazione, su di voi nel senso, voi siete intermediari, ma sul concetto di informazione, che il vero pericolo di questo paese non è la politica, è l'informazione. Ormai nei consigli di amministrazione dei grandi giornali sono industriali, banchieri, politici, sono mischiati tutti, cioè sia Repubblica sia il Corriere sono ormai uffici marketing di partiti. No, però adesso è proprio sfacciato il TG1, i TG, sono completamente sfacciati, non c'è più un'informazione normale in questo paese, non c'è più, ma da un po' di tempo, adesso siamo proprio concentrati. Quindi via i finanziamenti ai giornali pubblici, finanziamenti pubblici, fai un giornale, te lo paghi, te lo finanzi, lavori, lo fai bello, lo vendi, vivi con chi ti compra e chi ti legge, basta. Sembra normale che 20 milioni di euro vanno a Repubblica, 18 milioni vanno al Corriere, il Corriere si finanzia con i soldi degli operai, Sole 24 ore, il giornale della Confindustria, ma stiamo scherzando? Facciamo un po' di pulizia, il campanile di Mastella, lui prende 40.000 euro dal campanile e li do io, no, va a lavorare, si fa i suoi articoli e li vende sul mercato, legge delle domande dello Stato, come faccio io? Io vado in un palazzetto, oggi ti pago un biglietto, hai liberato. Quando sai che Marini ha 5 mandati di cattura, parlamentari, consegna queste proposte legge a Marini che ha 5 mandati. Mai visto Marini? Io l'ho visto una volta che lui era un sindacalista, io ero industriale, sindacalista, no? Hanno perso un po', ecco, c'è questo abbattimento, niente, gli do questo, e poi lui ha l'obbligo di metterlo entro 30 giorni all'attenzione del Parlamento, dovrà essere giusto. Secondo me può passare questa lì. Ma no, ma è scientifica, è già passata. Nella stessa, se tu fai una domanda a qualsiasi cittadino che vuole mandare via i pregiudicati della Parlamento, sì, ma è passata anche nella testa loro. Loro non ce la fanno più a resistere di avere delle condanne a stare lì, non ce la fanno, hanno paura, vogliono andare via, vogliono un pretesto per andare via, gli diamo un pretesto, se non vanno via, non andrà via, però io quando se facessi il parlamentare esco per la strada e mi già e cominciano a contestarmi qualche domanda me la farei, scusa. Allora quando tu stai sui coglioni ai tuoi cittadini è il momento che devi cambiare lavoro, tu non puoi continuare. Ora noi ci divertiamo, questa è un'iniziativa sobria, soprattutto sobria. Milioni di ragazzi sono scesi in piazza senza spaccare niente, pulendosi la roba, non c'era una bottiglia rotta, sono andati a votare una legge costituzionale, ridevano, erano contenti, gente che è precario a 500 euro al mese, ridevano contenti, ci credo. Ma le firme sono 400.000, solo che ne bastavano 50 e ne abbiamo portato 200, un aperitivo per Marini. Sai, la legge popolare, tieni presente che non è un referendum, nessuno riesce a fare se non hai un'organizzazione, dei soldi, perché ogni firma devi firmare al banchetto col notaio o col pubblico ufficiale, poi ogni firma devi portarla al comune perché ti dà il timbro della residenza. Ma voi sapete che le leggi popolari spesso si fermano? No, non sono mai passate, nella serie della Repubblica non è mai passate. Mi fa piacere, no, ne è passato un paio, ma il problema è la cosa straordinaria che un cittadino italiano, andrà a spiegare e a denunciare una legge in Parlamento, a spiegarla e a discuterla, un cittadino italiano. Io sono il primo firmatario della legge,
Quindi volente o non volente io dentro il Parlamento ci entro in forma costituzionale a norma di legge, non ci entro con una spranga, ci entro con degli strumentini. Lo sai che in Senato non si entra senza cravatta? Io ho 8 cravatte in macchina e se non c'ho la cravatta mi metto una calza qua, va bene? Grazie.